Buongiorno, buongiorno, Focus TG con tutte le notizie in diretta dal nostro territorio. 2 incidenti mortali questa mattina, uno a Mogliano, l'altro a Portogruaro, ne parleremo tra poco, ma andiamo subito in diretta a Padova da Federico Fusetti per l'ennesima aggressione ai danni di un barista. Andiamo in Piazza delle Erbe, a te Federico. Buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Siamo in piazza a Padova, in Piazza delle Erbe per la precisione. Perché? Perché ancora una volta la piazza è stata teatro di un'aggressione, in questo caso una coppia di baristi, un bar che si trova proprio alle spalle di Cristian Roccaiene, che è qui con noi, che ci dà supporto tecnico, e insomma ancora una volta baristi aggrediti da sbandati, persone che nelle piazze si trovano e disturbano, aggrediscono, minacciano, ma non solo alla sera, anche di giorno. Ovviamente sono intervenute le forze dell'ordine. Non è il primo episodio che accade, è questo che fa un po' arrabbiare i cittadini, come Wanda Pellizzari, buongiorno e benvenuta, portavoce dell'Associazione Commercianti del Centro, ma anche ex consigliera comunale, arrabbiati perché è un degrado, insomma, e anche una sorta di paura che vivono i cittadini in questo caso. Beh, insomma, arrabbiati a dire poco. Stiamo veramente diventando molto infuriati perché non si vede la soluzione a questo degrado, a questa violenza che si usa nei confronti dei cittadini padovani soprattutto. Queste persone che delinquono sono ormai diventati sfrontati, non hanno paura di nulla, di giorno, di notte, cioè loro se hanno voglia fanno, ecco, sicuri che non sono toccati per nulla. E questo deve finire. Io adesso non lo so, a me dispiace dover denunciare questo, ma qualcuno lo deve fare, perché io l'ho detto tante volte, sta peggiorando, non è che stia migliorando la cosa, e siccome sta peggiorando in maniera anche abbastanza veloce, ecco, prima che la situazione sfugga di mano completamente, cerchiamo di porci rimedio, perché noi abbiamo paura, noi tutti, parlo per me ma parlo anche a nome dei cittadini, dei negozianti. Io sapete che sono sempre qui in giro per la città, e la paura si percepisce. Questo stato di insicurezza è diventato ormai parte del nostro vivere, non va bene. Quindi anche tra commercianti, baristi, quindi non soltanto cittadini, ma anche diciamo chi ha un'attività qui in centro, perché queste aggressioni si ripetono. Ma certamente, ma anche perché a volte purtroppo succede così malamente, come anche l'altro ieri al nostro amico Carlo del Bar Missaglia, che insomma gli hanno dato 30 giorni di prognosi, spaccato il setto nasale, proprio una violenza inaudita. È inaccettabile, ma abbiamo paura, anche i commercianti hanno paura, perché adesso in questo momento qui ci sono le aggressioni, ma ci sono anche i furti, ci sono persone che entrano nei negozi, approfittano del momento di disattenzione e rubano, portano via qualunque cosa. Cosa chiedete? Cosa si può fare? Io non sono l'assessore alla sicurezza e non lo so, però io dico che qualcosa bisogna fare, maggiore attenzione, maggiore come posso dire, presenza delle forze dell'ordine. Io lo so che è sempre quello, è un ritornello, ma lo dobbiamo sempre dire, perché non ci sono. Guarda, stamattina mi hanno chiamata in piazzetta Gasparotto. Allora, ieri notte c'è stato il finimondo, si sono picchiati, c'era sangue ovunque, disastri, buttato per terra vaso di fiori. Ma come? Ma neanche chi è nelle case è tranquillo. È a piazza Gasparotto, io stamattina sono andata a fare le foto, sono tutti spaventati. E quindi c'è lì un presidio. C'è un presidio, ma evidentemente non serve. Il presidio della polizia deve essere con qualcuno sempre dentro, perché giustamente, come mi hanno detto, ma noi siamo anche in giro. Ho capito, ma allora quando c'è bisogno, quindi presenza, lo so, è sempre quella, ma siccome non viene attuata la continuiamo a chiedere, la chiediamo a gran voce questa volta, a gran voce, perché si ripetono troppo frequentemente, uno dietro l'altro. Io stessa la settimana scorsa sono stata, per un attimo non sono stata aggredita fisicamente perché sono scappata, ma questo individuo che aveva ancora la siringa sporca di sangue era ormai fatto, ma erano le 8 di mattina, 8:30, e lì passa gente in piazza Insurrezione. Per fortuna sono arrivate le forze dell'ordine, per fortuna no, non è per fortuna, ma insomma comunque questo individuo ha aggredito un agente della forza dell'ordine, per cui è scattato subito il fermo. Certo. Subito il fermo, ma la mattina dopo non era più in piazza Insurrezione, ma era nel vicolo dei Dotto. Io me ne sono ben guardata, l'ho visto e sono andata via. Però anche quello era, cioè, gente che si droga, gente sbandata, ce n'è di tutto.
Grazie a Wanda Pellizzari, quindi insomma la cronaca che ci ha riportato nelle piazze, ma ovviamente insomma attenzione da tenere alta. Direi che da qui è tutto, quindi da me e da Cristian Rocche Allende restituiamo la linea. Grazie molto a Federico Fusetti e a Cristian Rocche Allende da Padova. E vediamo una rissa accaduta a Gallipoli, dove sono rimasti coinvolti 2 padovani, 2 turisti di 21 e 22 anni. Si parla di fratture alle vertebre, sono stati ricoverati in ospedale. Vediamo il nostro servizio. Sono ancora in ospedale i 2 giovani padovani feriti nel corso di una rissa scoppiata a Gallipoli, in Puglia, dove i ragazzi erano in vacanza. Il bilancio, dopo l'intervento della polizia, è di 3 turisti denunciati, tutti padovani tra i 21 e i 22 anni, ovvero i 2 feriti e un terzo giovane, e 4 addetti alla sicurezza dello stabilimento balneare in cui è avvenuta la violenza, denunciati. È il commissariato di Gallipoli che sta ricostruendo l'episodio, l'ennesimo di un'estate costellata da violenze nella famosa località balneare. Secondo un primo racconto dei giovani feriti, i padovani sarebbero stati accerchiati, aggrediti e picchiati dagli addetti alla sicurezza che erano sopraggiunti. La ricostruzione precisa però sarà fatta dopo aver raccolto tutte le testimonianze. Sembra che ad affrontarsi lungo la spiaggia e che la lite sia poi proseguita nei pressi di un locale siano stati alcuni giovani del posto e i padovani, magari per qualche frase offensiva di troppo. Per uno dei 2 feriti la prognosi sarebbe di 30 giorni per contusioni e anche fratture. Sono numerosi gli episodi di violenza che stanno caratterizzando l'estate a Gallipoli, con discussioni e polemiche anche a livello nazionale. Una ventina di giorni fa, ad esempio, un'altra rissa nella quale sono comparsi anche un coltello e oggetti metallici usati per colpire alcuni giovani. Vi dicevo degli incidenti stradali, andiamo a Portogruaro in diretta da Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, perché una ciclista è stata travolta e uccisa questa mattina. A te, Anna Maria. Eccoci sul luogo della tragedia, dove questa mattina alle 7:30 si è consumata l'ennesima strage lungo le strade. Qui in via Udine a Portogruaro, lungo questa provinciale che collega la provincia di Venezia con quella del Friuli. Una ciclista di 81 anni di Teglio Veneto, un comune che si trova a pochi chilometri da qui, è stata travolta e investita mentre in sella alla sua bici stava marciando lungo questa direzione. Della donna non si sa ancora niente, ma si sa che chi l'ha investita non si è fermato per soccorrerla, quindi un pirata della strada che adesso i carabinieri della locale stazione di Portogruaro stanno cercando, monitorando tutte le telecamere che sono presenti qui attorno alla zona. Sembra che il pirata della strada fosse alla guida di un furgone, avesse proseguito la sua corsa facendo un'inversione di marcia andando lungo la zona del Friuli, ma sono tutte ipotesi, visto che ancora non sembra ci fosse alcun testimone quando è accaduta la tragedia, soltanto un automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine, chiamandoli immediatamente dopo aver visto riversa a terra la donna, che oramai era già esanime, priva di vita. Da questo momento in poi appunto sono molto secretate le indagini dei carabinieri, che non dicono niente di più. Con le immagini di Sandro Ponchio restituisco la linea qui da via Udine a Portogruaro. Linea a te allo studio. Grazie molte ad Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. In regia oggi Italo Morao e Mattia Pizzaia. Vediamo un altro incidente prima di mezzanotte, questa volta nel Padovano a Torreglia, dove un'auto è caduta in una scarpata e ci sono 5 feriti. Auto nella scarpata in via Roccolo a Torreglia ieri sera alle 11. 5 le persone ferite. A soccorrerle i vigili del fuoco di Abano Terme, con anche gli operatori alpino-fluviali.
Dopo essere stati recuperati, le 4 donne e l'uomo all'interno del mezzo sono stati affidati al personale del SUEM 118 per essere poi trasportati in ospedale. L'operazione è stata complicata dalla fitta vegetazione e dalla ripidità del pendio. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, che da una prima analisi non ha coinvolto altri mezzi. È in stazione a Padova un uomo che nascondeva un macete intorno alla stazione, sempre persistente, un degrado che si riesce a malapena ad arginare. Vediamo. Osservando una telecamera dalla sala operativa della questura di Padova, un agente ha fatto scattare l'allarme. Un uomo sta nascondendo un macete lungo mezzo metro in via Bixio, in zona stazione. Sul posto, subito, una volante che ha fermato un 17enne che vive in città e, nonostante la giovane età, ha un curriculum criminale notevole. Da subito il ragazzo ha manifestato un atteggiamento aggressivo e ostile, arrivando a pronunciare frasi come «non riconosco questo Stato e le sue leggi». Il giovane è stato accompagnato negli uffici della questura ed identificato. È stato quindi denunciato per porto abusivo di arma e poi riaffidato ai genitori. Verrà colpito anche da un avviso orale. Da inizio anno sono 112 i minorenni denunciati e 11 quelli arrestati dalla polizia, ha sottolineato il questore di Padova Marco Dorisio. Occorre un impegno multiagenzia, ha detto il questore, affinché nell'interesse proprio dei ragazzi e degli adolescenti si intercettino quanto prima quegli atteggiamenti devianti, al fine di intervenire per interrompere il cosiddetto ciclo della devianza prima che sia troppo tardi, lavorando su quella che deve essere la consapevolezza delle condotte che i ragazzi pongono in essere, passaggio indispensabile per far maturare il loro senso di responsabilità. Servizio di Francesco Rattai, da Padova in diretta abbiamo sentito dell'aggressione ai danni di un barista. A Treviso si sta dando la caccia a una banda di ragazzi che ha pestato una commessa. Aggredita e picchiata con le sedie di un locale di via Vogari solo per aver chiesto il permesso di passare. Sul caso della violenza ai danni di una giovane commessa del centro di Treviso continuano le indagini dei militari dell'Arma per individuare i giovanissimi responsabili. Carabinieri che avrebbero raccolto elementi utili e importanti al fine di identificare i ragazzi coinvolti. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di giovanissimi già noti alle forze dell'ordine, 2 ragazze e 2 ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Ennesima aggressione da parte di giovani che ha scosso l'intera città ancora una volta al centro della cronaca per fatti di questo tipo. L'allarme lanciato dalle associazioni di categoria. È sconcertante anche perché noi non siamo abituati non solo a pensare a questo, ma neanche a immaginarcelo, non nella nostra Treviso, non nella nostra società, non in pieno giorno, non in mezzo ad altre persone, non da parte di minorenni. C'è un tema di sicurezza, c'è un tema di percezione della sicurezza, c'è un tema sociale più che preoccupante e disarmante. La necessità di intervenire agendo sulla prevenzione di questi fenomeni, secondo il presidente di Ascom Confcommercio, anche per difendere l'immagine della città e così le attività degli associati. Non è più una questione neanche di zone, no? di ambiti poco presidiati, perché quello di cui stiamo parlando è evidentemente frequentato. Allora bisogna fare un ragionamento più ampio che esca dalle logiche del commercio, che esca dalle logiche della sicurezza nel centro storico, ma che evidentemente comprenda famiglie, comunità, scuole, educazione, anche forze dell'ordine, anche interventi, evidentemente anche soluzioni di maggior sicurezza. Se da un lato dobbiamo, ripeto, prevenire, dall'altro dobbiamo poi trovare i percorsi perché queste cose non succedano. Ovviamente anche a Treviso preoccupazione tra residenti e commercianti. Meravigliosa, adesso è una cosa pessima, non dico altro per non dare il troe. Parla il titolare di una storica osteria a 2 passi da via Vogari, che racconta come in ben 70 anni di attività abbia visto radicalmente cambiare la città. Preoccupazione per una violenza crescente dunque anche da parte dei ristoratori. Devono fare qualcosa, ma
con molta velocità. Da donna ho paura, ho anch'io le mie angosce nel muovermi all'interno della mia città, tra l'altro, e qui adesso a qualsiasi ora del giorno, perché non c'è più un orario. Cerchiamo di non essere mai da soli, anche al mattino se arrivo presto, perché ho i fornitori che arrivano presto, dopo una certa ora mi richiudo a chiave finché non arrivi il papà o il fratello o il personale. Di solito è una zona tranquilla e siamo rimasti a sentire che anche qui non siamo più tranquilli, però mancano le luci anche di sera sulla via Pascoli, è sempre buio. Mi sembra strano che possano succedere queste cose, perché ieri appunto abbiamo letto la notizia e abbiamo sentito anche gridare, perché alla fine non lo so. A parlare è una residente della zona che non si capacita di come un fatto del genere possa essere successo. Per me Treviso è la città perfetta, noi stiamo benissimo, solo che poi ci dispiace quando sentiamo che ci sono questi episodi come in Piazza Borsa e come lì al PAM, che tanta gente dice che viene aggredita e così, allora dispiace, però posso dire che noi qua viviamo bene. Poi ci dovrebbe essere, magari non so, a fare qualcosa che fa sì che anche le persone di una certa età, perché adesso poi verrà avanti l'inverno, poi non escono perché hanno paura. È un problema che bisognerà tentare di risolvere in qualche modo, perché mi pare che ultimamente si stiano moltiplicando questi episodi. Mi auguro che sindaco, amministrazione, polizia e nel concorso comune riescano a trovare una buona soluzione rapidamente. Alleggia un senso di amarezza tra le vie del centro, sentimento che smorza anche la speranza che le numerose telecamere che l'amministrazione ha annunciato verranno installate nel centro possano essere utili a prevenire questo tipo di fenomeni. Forse queste persone magari non gli può interessare, non gli importa niente delle telecamere, perché non si rendono neanche conto che ci siano o no, perché quando sono magari alterati non si rendono conto. La morte di un 63enne nel ribaltamento di un furgone a Mogliano Veneto, e poi un'operazione di carabinieri che ha portato all'arresto di una banda di rapinatori che prendeva di mira le slot machine, le sale slot. Andiamo in diretta da Christian Arboit. Direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo al comando provinciale di Carabinieri di via Cornarota qui a Treviso per fare il punto di una giornata particolarmente intensa, iniziata poco dopo le 7 a Mogliano Veneto, sulla strada che da Mogliano, dal Terraglio, porta a Peseggia Scorzè, dove c'è stato un terribile incidente stradale con esito mortale. A perdere la vita un uomo di 63 anni, residente a Trebaseleghe, di origine marocchina. Si trovava a lato passeggero di un furgone, probabilmente lo vedete nelle immagini, un furgone condotto da un 21enne padovano che è uscito appunto ferito ma non in pericolo di vita. Per il 63enne invece non c'è stato nulla da fare. La fuoriuscita del mezzo di questo furgoncino di lavoro è stata con ogni probabilità autonoma, una testa coda, probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia, perché poco prima c'era stato un temporale, però appunto i rilievi sono in corso, ad occuparsene ovviamente i carabinieri che sono intervenuti sul posto accanto ai vigili del fuoco che hanno operato per buona parte della mattinata con il soccorso stradale. Come vedete dalle immagini parliamo di un incidente particolarmente spettacolare con questo furgone che si è come incastrato e si è rovesciato nel fossato a lato di questa strada. Ma con Alberto Pivetta ci troviamo all'interno del comando provinciale dei Carabinieri di Treviso per tirare le somme di un'importante operazione che è stata condotta nei giorni scorsi proprio dai Carabinieri di Treviso. Parliamo di una serie di rapine che si sono registrate la scorsa settimana, che noi vi avevamo raccontato, in particolare la rapina che aveva interessato la sala slot di Silea, avvenuta appunto
alle 23:30 circa, con 3 uomini che erano entrati completamente travisati nel locale dove si trovavano all'incirca una quindicina di persone. Sequenze che vi avevamo raccontato, però oggi possiamo dire che 3 dei 4 soggetti autori di questa rapina, e non solo di questa rapina, sono stati braccati, sono stati arrestati. Con me per fare il punto c'è il capitano Vincenzo Ferraiuolo. Dico bene, siete riusciti a braccarli in 72 ore, poco più? Sì, abbiamo fatto giusto in tempo, perché i soggetti si stavano accingendo a varcare il confine di Stato. Li abbiamo fermati ad Auresina, in provincia di Trieste, e con ogni evidenza sono i responsabili della rapina consumata a Silea alle 23:30 del 27 e anche di una successiva rapina consumata a distanza di poche ore a Remanzacco, in provincia di Udine, anche in quella circostanza in una sala scommessa, una sala Admiral scommessa. Ecco, parliamo di una banda composta da giovanissimi, poco più che ventenni, di nazionalità rumena. Sì, si tratta di giovani tra i 22 e i 27 anni e, nonostante la giovane età, con un curriculum professionale, diciamo delinquenziale, di tutto rispetto, connotato di innumerevoli reati, molti dei quali analoghi a quelli per cui noi stiamo procedendo, quindi rapine in sale scommesse, reati predatori in generale. Ecco, diciamo che a incastrarli è stata la vostra attività di indagine, che si è concentrata sui sistemi di videosorveglianza, su questa Audi Advance di colore grigio, quindi c'è stato un lavoro certosino per quanto riguarda la videosorveglianza. Non facile, anche perché tra l'altro questi soggetti avevano cambiato anche la targa, quindi insomma non è stato facile. Sì, chiaramente nella fase di consumazione dei reati hanno utilizzato le targhe rubate. Nella prima circostanza rubate a Roncade e nella seconda, in provincia di Udine, rubate a Pradamano, sempre in provincia di Udine. Noi ovviamente cercavamo la targa pulita, fra virgolette. Questo è stato possibile grazie all'intuito dei ragazzi della sezione operativa che nel corso delle attività di accertamento presso le sedi autostradali hanno rilevato anche l'elenco dei veicoli transitati senza pagare il pedaggio. Fra questi ce n'erano alcune sospette, alcune macchine erano sospette. Una di queste era proprio un Audi Avant, A6 Avant di colore argento con targa rumena. Poteva essere la targa buona, infatti dai successivi accertamenti è stato possibile collocare quella targa in situazioni del tutto compatibili sia nella rapina di Silea che nella rapina di Remanzacco. Inoltre, fatalità, in quel momento abbiamo appreso che questa macchina era stata fermata dai colleghi del commissariato di PS di Auresina con 3 soggetti a bordo. Ovviamente siamo andati immediatamente sul posto ed è stato abbastanza evidente che eravamo di fronte ai nostri rapinatori, perché corrispondevano perfettamente sia come connotati fisionomici che come, diciamo, abbigliamento che o indossavano o avevano nel bagagliaio. In particolare le scarpe, perché il dettaglio in questo caso ha fatto davvero la differenza. Sì, il dettaglio delle scarpe è stato diciamo, determinante, perché presentavano degli inserti molto particolari sia come colore che come fluorescenza, che risalta moltissimo con la luce artificiale. Quindi potevano travisarsi finché volevano, però poi le scarpe in qualche modo. Diciamo tutto l'insieme dei riscontri ha consentito di formare un quadro accusativo deciso e circostanziato e chiaro, tant'è che abbiamo operato il fermo di polizia giudiziaria dei 3 soggetti, la magistratura ha preso le nostre attività, le ha prese e convertite in convalida del fermo.
Capitano, grazie davvero, grazie al capitano Vincenzo Ferraiuolo che ci ha illustrato questa operazione. Resta ovviamente il quarto soggetto, il complice da ricercare, ma insomma vedete bene è un'attività molto complessa che è andata avanti velocemente con puntualità. Dal comando provinciale dei Carabinieri di Treviso è tutto, direttore con Alberto Pivetta, ti restituisco la linea. Grazie molte, complimenti agli uomini dell'Arma. Intanto andiamo a Cassola dove c'è stato un assalto a un'azienda, la DB, non è stato ancora quantificato il bottino della banda. È ancora in corso di quantificazione l'ammontare del bottino trafugato la notte tra giovedì e venerdì dalla DB di Cassola, dove un comando da almeno 6 uomini è entrato in azione sfondando con un caterpillar i 2 cancelli d'ingresso e il portone blindato di accesso al laboratorio di catene d'argento e oro. Poco prima del colpo avevano rubato 2 caterpillar da una ditta edile di Romano Dezzelino e una betoniera da un cantiere di Castion di Loria, 2 dei mezzi usati assieme a inferriate d'acciaio per bloccare la strada principale Via Grande e poter agire indisturbati. 13 minuti il tempo impiegato per sfondare, entrare, rubare e scappare, passando sui binari della vicina ferrovia. I danni provocati dall'assalto sono assai ingenti, si parla di centinaia di migliaia di euro tra macchinari e impianti andati distrutti dalla furia dell'azione dei malviventi. Un colpo, si è detto, pianificato sin nei minimi dettagli. Elementi potrebbero essere proprio quelle di un terzetto criminale costituito da ex militari dell'Europa dell'Est, ricercati da tempo dalle forze dell'ordine. Non si esclude, visto l'aumento dell'utilizzo dell'argento, soprattutto nell'industria medica, elettronica e informatica, che si tratti di un furto su commissione. Servizio di Vanessa Banzato. Adesso vediamo dei furti particolari, furti nelle chiese, ma qui si tratta di canne degli organi. Vediamo. I furti nelle chiese denunciano davvero una decadenza etica dei nostri tempi e sicuramente, visto che si ripetono, quella di servirsi degli istituti di vigilanza può essere sicuramente una soluzione. Vigilantes a presidiare le chiese, nelle ultime settimane obiettivo di bande che puntano a rubare le canne degli organi, probabilmente poi per rivenderle. Colpi nel Veneziano, nella parrocchia di San Trovaso di Preganziolo, dove sono sparite 19 canne dell'antico organo ottocentesco. Il parroco ha parlato di danno incalcolabile. A Mogliano, nella chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella, tra giugno e luglio i ladri hanno rubato 20 canne. Le parrocchie corrono ai ripari. Nella frazione di Preganziolo, Don Daniele Bortoletto ha annunciato che farà installare delle telecamere di videosorveglianza, ma nel frattempo ha deciso di rendere le 2 chiese, solitamente sempre aperte, accessibili solamente durante le funzioni religiose. Anche a San Marco Evangelista in Ronzinella, ad ottobre, in occasione dei lavori che interesseranno l'oratorio, verranno installate le telecamere e un sistema di allarme, ma si provvederà anche a chiudere l'organo con delle ante in legno e una serratura antiscasso. Ma a queste misure potrebbe aggiungersi la vigilanza privata con una collaborazione tra parrocchie e comuni. È necessario trovare i giusti termini, poiché il comune, comunque le amministrazioni comunali, avrebbero un beneficio dell'eventuale servizio di vigilantes, specialmente negli orari notturni, mentre i furti nelle chiese si stanno verificando durante il giorno. Un furto che colpisce tutta la comunità di Preganziole per il valore artistico e culturale del bene che è stato danneggiato. Esprimiamo vicinanza al parroco Don Daniele, con il quale siamo in continuo contatto, dice la sindaca Stocco. Ci impegniamo a dare massima disponibilità per collaborare nelle indagini per arrivare presto all'identificazione dell'autore di questo odioso furto. Ricordo inoltre che la città di Preganziol ha ospitato per diverse annualità un importante festival organistico internazionale che proprio nella chiesa antica di San Trovaso ha avuto sede. Proprio per questo teniamo in particolar modo al valore, al pregio di quel bene e ci auguriamo che torni presto all'antico splendore. Intanto i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a cui sono stati denunciati i furti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire se si possa trattare della stessa banda che ha colpito anche in almeno 2 parrocchie del Veneziano e nel Bolognese. Non è la prima volta in queste ultime settimane che diamo notizia di incendi in montagna, di case che vanno in fiamme. Questa volta è successo a Gallio, le fiamme hanno divorato un intero appartamento. Poco prima delle 10 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sacello a Gallio per l'incendio di un appartamento in una tipica casa di montagna di 5 unità abitative.
nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi dal distaccamento di Asiago e in rinforzo da Vicenza e da Thiene, con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento con molte finiture in legno, riuscendo a circoscrivere le fiamme al solo appartamento che si sviluppava su più livelli, evitando il coinvolgimento del tetto ventilato e delle altre unità abitative che sono state salvate. Gravi i danni nell'appartamento, inagibile a causa delle fiamme che hanno coinvolto il primo piano e la mansarda, danni da fumo anche al piano terra. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Servizio di Alex Giuliano. Andiamo a Vicenza, dove una donna è rimasta intossicata per aver respirato i fumi sprigionati da un incendio nella sua abitazione durante la notte. Le fiamme si sono sprigionate da un deumidificatore nella camera da letto. Si trova ancora in osservazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza la donna rimasta intossicata dal fumo che improvvisamente si è sprigionato nella sua abitazione domenica nel cuore della notte. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco e del SUEM giunti tempestivamente poco prima dell'1, che hanno permesso di circoscrivere le fiamme nella camera da letto e a prestare le prime cure alla donna e a trasportarla immediatamente al pronto soccorso. Ad incendiarsi improvvisamente il deumidificatore nell'abitazione di via Massimo D'Azeglio nella zona di Monteberico, ed è stato proprio nel tentativo di spegnere le fiamme dell'elettrodomestico che la donna ne ha respirato i fumi tossici. I pompieri infatti sono stati costretti ad entrare con gli autorespiratori nell'abitazione per domare le fiamme che nel frattempo si erano estese al materasso in lattice della camera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo le 3. L'abitazione è stata dichiarata inagibile per i danni causati dal fumo. Servizio di Daniele Garbin. Torniamo a Treviso, a Ponzano, dove c'è stata paura per l'incendio che ha colpito una ditta di giardinaggio, una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, bruciato anche materiale plastico, col sindaco Baseggio che ha detto, nonostante la pericolosità del materiale, nessun danno all'ambiente, un incendio che poi è stato prontamente domato dai vigili del fuoco. Fiamme altissime e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Erano da poco passate le 14 quando è divampato l'incendio alla ditta Muggioli di via Visentina, Ponzano, Veneto, azienda che si occupa di giardinaggio e installazione di impianti per giardini. Le fiamme partite dall'esterno dello stabile si sono poi propagate anche all'interno, bruciate svariate bobine in polietilene. Una situazione che era sicuramente pericolosa, considerando che l'azienda, la Muggioli Giardinaggio, ha diverso materiale stoccato esternamente ma anche internamente, di materiale appunto di tubature, tutto ciò che è necessario per gli impianti di giardinaggio, quindi anche altro materiale infiammabile. Il capannone ha subito dei danni, ma fortunatamente il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvare l'azienda. Fiamme domate prontamente dai Vigili del Fuoco che, una volta spente, hanno continuato a pescare acqua dalle canalette per proseguire nel raffreddamento del capannone, che ha raggiunto importanti temperature, mettendo così in sicurezza l'intero stabile e quelli vicini. Dal punto di vista della sicurezza ambientale dei cittadini, nulla da segnalare, in quanto il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso lo spegnimento della parte più pericolosa e quindi il fumo acre che era presente si è dissolto in breve tempo. Sulle cause dell'incendio nessuna ipotesi è esclusa, anche se si segue la pista dell'autocombustione legata all'alta temperatura raggiunta in concomitanza della concentrazione di una piccola quantità d'acqua sul materiale plastico che avrebbe funto da lente. Esternamente all'azienda ci sarebbero infatti centinaia di matasse di tubature in materiale plastico. Inagibile l'area dell'azienda andata bruciata. Dipendenti che potranno sicuramente continuare il loro lavoro, perché grazie all'intervento appunto dei Vigili del Fuoco tutto è stato domato e i danni sono sì ingenti ma contenuti. Vediamo delle immagini dall'Alto Adige. Qui siamo a Villabassa, dove c'è stato un incendio, si è sviluppato un incendio in un salumificio. Sono arrivati centinaia di vigili del fuoco, pompieri volontari, in gran parte volontari da tutti i paesi circostanti. Era
davvero impressionante il numero di vigili del fuoco che sono arrivati, ed è così che funziona anche in Alto Adige. Appena c'è un principio di incendio, c'erano almeno a Villabassa, un piccolo paese del Trentino Alto Adige vicino a San Candido, c'erano almeno 30 mezzi dei pompieri. Vediamo il lupo che torna a farsi vedere, e questa volta l'incontro ravvicinato è avvenuto a Ponte di Piave, zona insolita per un lupo in mezzo alle vigne. È stata allertata la forestale, c'è stato anche credo un contatto con un cane. Vediamo. Dopo una quindicina di giorni è riapparso il lupo che da settimane sta girando fra i comuni del Medio Piave, Spresiano, Breda di Piave e Maserada, ed ora è tornato a farsi vedere a Ponte di Piave. Qui lo vediamo sbucare da un vigneto, poi l'incontro con il cane. Il video ripreso da un cittadino che, come vedete, si avvicina. L'animale sembra impaurito, in difficoltà. Immediatamente è stata allertata la forestale. È stato avvistato nei pressi dell'area golenale un lupo. Come avvenuto nei medesimi comuni lungo l'asta del fiume Piave, il lupo ha un'attività non stanziale ma di perlustrazione. Sono stati prontamente informati la Polizia Provinciale, i Carabinieri Forestali e la Regione del Veneto. Si aggira tra le vigne ma si avvicina anche alle case in cerca di cibo. Arrivato dal Cansiglio, dopo essere passato molto probabilmente dal Bellunese, è rimasto sempre in zona. A Saletto di Breda di Piave era arrivato in una spiaggetta dove era in corso una festa. All'improvviso è apparso il lupo che si è avvicinato ai cittadini. Inizialmente sembrava spaventato, poi con il passare del tempo ha preso coraggio e si è avvicinato sempre più alle persone, attirato anche dalle costicine che si stavano cucinando. I consigli sono quelli di evitare atteggiamenti che avvicinino l'animale a noi, ad esempio dandogli del cibo o tentando di attirarlo. L'ultimo consiglio dell'esperto va ai proprietari di animali domestici perché nelle zone in cui è stata avvistata la presenza di un lupo non lasciino cani, gatti, conigli in giardino nelle ore serali, quando l'animale solitamente si avvicina ai centri abitati. Raccomando ai cittadini, se lo incontrano, di segnalare prontamente alla Polizia Provinciale e al Comune di Ponte di Piave l'avvistamento. In caso di avvistamento ricordo inoltre di riprendere gli animali al guinzaglio qualora fossero liberi, di non inseguire il lupo, di evitare dei rifiuti organici abbandonati e di non far uscire durante le ore notturne gli animali. Ricordo nuovamente la mail della provincia, che è poliziaprovinciale@provincia.treviso.it. Succede anche per gli orsi, no? Lasciare dei rifiuti in giro poi procura l'arrivo dei plantigradi, soprattutto nelle zone di montagna, ma si stanno spostando sempre più verso i centri abitati, come i lupi che vogliono partecipare a grigliate e a barbecue, no? Succede anche questo. Si sono incontrati di persona indossando la fascia tricolore per fare squadra e chiedere al governo di risarcire in fretta i danni subiti dai loro cittadini, dai loro comuni a causa delle alluvioni di maggio e di giugno. Andiamo nel Padovano da Federico Fusetti. 40 milioni di danni solo per i privati cittadini di Castelfranco Veneto, più quelli al patrimonio pubblico. Gli allagamenti del 16 maggio e del 25 giugno hanno messo in ginocchio quasi tutti i comuni che si trovano lungo il Muson, a cavallo tra le province di Padova e Treviso. E così 17 sindaci, per la Marca oltre a Castelfranco, anche Asolo, Castello di Godego, Resana e Riese Pio X, si sono incontrati a Campo San Piero, dove, indossando la fascia tricolore per dare solennità al gesto, hanno firmato una lettera indirizzata a Ministero, Protezione Civile, parlamentari veneti e Regione, chiedendo con forza due cose. La prima, che vengano subito risarciti i cittadini che hanno subito danni enormi, per milioni, in molti casi si sfiorano i 100.000 euro a famiglia. La seconda richiesta è per i lavori di messa in sicurezza definitiva. Chiediamo che oltre alla somma urgenza vengano anche velocizzati, attraverso il commissariamento che è tipico dell'emergenza, altri lavori che sono necessari per la nostra messa in sicurezza. Nello specifico vasche di laminazione, cito quella di Spineda a nord di Castelfranco, lavori sugli argini e anche altri lavori lungo l'alveo. A Castelfranco nessuno dimenticherà mai la pioggia impressionante o Piazza Giorgione sotto a 50 cm d'acqua. Ogni qualvolta si vede una nuvola all'orizzonte di Castelfranco Veneto sale l'ansia, no? Perché l'imprevedibile è successo 2 volte e
quindi non si può più parlare di qualcosa di imprevedibile. Bisogna lavorare per creare delle infrastrutture su tutta l'asta. E quindi io a nord stiamo lavorando e chiedo venga lavorato anche a sud, e non solo sul Museo ma anche su altri canali, su altri fiumi, mi citano il Marzenego piuttosto che il Dese, in modo tale che la Venale possa scaricare le proprie acque lì e conseguentemente non caricare il Museo. Ora questi sindaci si troveranno a intervalli regolari per mettere pressione agli enti superiori e dare risposte veloci ai loro cittadini. Andiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi con un titolo che riguarda la raccolta firme contro la diga del Vanoi, obiettivo fissato a quota 10.000. In poche ore a Ponte Serra raccolte 193 adesioni contro il progetto. Il comitato dice serve un documento unitario del Feltrino. Critico con il progetto della diga del Vanoi anche l'assessore all'ambiente e alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottacin, che abbiamo sentito nei giorni scorsi. In Veneto ogni giorno, pensate, si perdono 740 milioni di litri d'acqua da utilizzare per usi civili come l'acqua potabile, una dispersione idrica dovuta anche al cattivo e soprattutto al cattivo stato di salute delle tubazioni, perché non c'è abbastanza manutenzione. Maglia nera al Bellunese, l'allarme viene dalla CGA di Mestre. Belluno, fanalino di coda in Veneto per quanto riguarda la perdita dell'acqua nelle tubazioni pubbliche. Tra i 7 comuni capoluogo di provincia, in quello montano, il 64,2% dell'acqua immessa in rete non arriva ai rubinetti delle utenze presenti in città. A fronte di 678 litri d'acqua giornalieri per abitante immessi nella rete, 435 si perdono per strada. Tra i 109 comuni italiani monitorati in questo approfondimento, Belluno si colloca addirittura al 10° posto. In Veneto si disperde oltre il 42% dell'acqua che viene immessa nella rete. È uno spreco che non possiamo più permetterci. Per efficientare la rete idrica regionale bisogna aggiustare le tubazioni, ammodernare il sistema irriguo nel settore agricolo e aumentare la depurazione delle acque reflue da riutilizzare nel sistema produttivo. Grazie al PNRR abbiamo a disposizione oltre 5 miliardi di euro da spendere a livello nazionale per mettere a terra tutti questi interventi. Dobbiamo fare presto e bene. Il futuro dell'agricoltura e di molti settori produttivi del Veneto ad alta intensità di utilizzo dell'acqua sono fortemente a rischio. Secondo i dati riportati dall'ufficio studi della CGA, la dispersione è riconducibile a più fattori: alle rotture presenti nelle condotte, all'età avanzata degli impianti, agli aspetti amministrativi dovuti a errori di misurazione dei contatori e agli usi non autorizzati, fino alla presenza di fontanili nei centri urbani, soprattutto nelle zone montagna, che possono dar luogo ad erogazioni irresponsabili di elevate perdite. Servizio di Fabio Fioravanzi, vediamo dal giornale di Vicenza, alla prima pagina, una bella storia. A Zanè un imprenditore fa assumere in azienda l'ex ristoratore diventato clochard. E poi overdose, 7 morti in un anno, Vicenza quinta in Italia. L'antidoto italiano al sovraturismo, il Guardian incorona Vicenza, vedete, Italy's antidote to overtourism, exploring unexpected delights in Vicenza and beyond. Concerti al museo, tour a piedi, attività all'aperto, cosa fare ad agosto se si resta a Vicenza, cinema, musica e arte, a Schio un'estate a ritmo di Macarena e poi un brindisi per 3.000 a Breganze, calici di stelle da record. E vediamo il Covid, aumentano i contagi, i ricoverati hanno raggiunto quota 107, Francesco Benazzi dell'ULSS Marca Trevigiana, il direttore, dice è un virus che ha dimostrato di avere un'alta resistenza al calore. Il caldo non ferma il Covid, contrariamente ad altri virus. I contagi sono aumentati, così come i ricoveri. La settimana scorsa erano circa 80 le persone ricoverate. Adesso siamo passati a 107, oggi abbiamo 107 persone ricoverate. Di queste ovviamente un 30-35% sono asintomatiche, quindi pauci sintomatico, come si usa dire nel nostro gergo un po' medico, ma che comunque non hanno sintomi legati al Covid. Purtroppo il 70% ha dei sintomi conclamati
chiaramente con il Covid, quindi sintomi legati al Covid. E anche i positivi, diciamo, per ogni 100.000 abitanti, se vi ricordate, parlavamo proprio in termini di quanti positivi ogni 100.000 abitanti, oggi siamo arrivati a 28 positivi ogni 100.000 abitanti. Il Covid sta girando, un virus, spiega il direttore generale, come l'influenza. La differenza sta nel fatto che difficilmente la sindrome influenzale si trova in climi caldi. Invece il Covid ha dimostrato di essere un virus con una forte resistenza alle alte temperature. L'importante, e lo dico sempre, è quando andiamo a trovare dei parenti che sono in casa di riposo, sono ricoverati in ospedale, dobbiamo avere, anche se adesso non c'è fortunatamente più l'obbligo della mascherina, avere l'accortezza per salvaguardare le persone che sono fragili, che sono ovviamente con deficit immunitario, di utilizzare noi la mascherina, perché potremmo essere dei portatori di Covid senza saperlo. Non solo, ma il caldo e l'AFA stanno mettendo a dura prova gli anziani e i bambini, tantissime le chiamate al SUAM 118 e tante le persone che si presentano al pronto soccorso. E chiedo scusa ai cittadini se aspettano un po' di più in questo periodo del pronto soccorso, perché purtroppo abbiamo tanti cittadini che, debilitati dal caldo e ovviamente da questo clima, che è un clima direi quasi tropicale al quale non siamo proprio abituati, poi alla fine arrivano in pronto soccorso magari con codice bianco, dico massimo verde, e devono aspettare, poi vengono idratati e vengono ovviamente rimandati a casa, e quindi i tempi sicuramente si allungheranno. Di avere un attimo di pazienza, perché abbiamo veramente, almeno fino all'altro ieri, abbiamo avuto grandi entrate in pronto soccorso legate soprattutto ai fenomeni del caldo. Il consiglio per tutti, soprattutto per anziani e fragili, è quello di evitare, se possibile, di uscire nelle ore più calde e idratarsi molto. Servizio di Daniela Sizia, e riguarda la sanità bassanese, un'interrogazione presentata in Consiglio regionale dalla consigliera Dem Chiara Luisetto. La popolazione sta progressivamente invecchiando e parallelamente i bisogni assistenziali, anche i più semplici, aumenteranno. Aumentano però anche le difficoltà, dato che a Breganze e Zugliano sono stati chiusi gli sportelli amministrativi. Su questo tema la consigliera regionale Chiara Luisetto ha presentato, assieme alle colleghe Camani, Zotti, Sbigon e al collega Zanoni, un'interrogazione all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Quello che mi chiedo è che cosa sarà di questi punti prelievi una volta che apriranno le case di comunità. Nell'Alto Vicentino saranno Tiene, Malo, Schio e Arsiero, ma tutti quei piccoli servizi che danno risposte vicine alla persona, che fine faranno? Se lo stanno chiedendo le comunità locali e i sindaci che hanno visto chiudere questi sportelli amministrativi e ora sono preoccupati per il futuro degli altri servizi molto importanti di vicinanza per i cittadini. Arsiero, Schio, Malo e Tiene avranno entro la fine del 2026 le nuove case di comunità, ma secondo la consigliera Luisetto rimangono punti di domanda sul futuro dell'assistenza sanitaria. Le case di comunità dovranno essere presidi importanti, ma chi vi lavorerà? Quali risposte troveremo? Quale modello di case di comunità si seguirà? E che fine faranno soprattutto i servizi vicini alle persone, che così devono restare, come ad esempio i punti prelievo? Servizio di Mirko Cavallini. Adesso invece Alex Giuliano ci parla di una quarta ipotesi che riguarda il Teatro Astra. Colpo di scena sul futuro del teatro cittadino. Dietro le quinte, la nuova amministrazione di Nicola Finco starebbe infatti lavorando a un coup de théâtre per presentare una quarta soluzione, oltre alle tre già note, che potrebbe scavalcarle tutte e diventare il vero progetto su cui investire per ridare a Bassano un luogo che manca da troppo tempo. Facciamo ordine. Finora sul tema teatro cittadino sono state portate avanti sulla carta tre ipotesi. La prima prevede l'acquisto e il recupero del Teatro Astra, con un costo complessivo stimato intorno ai 20 milioni di euro per circa 650 poltrone. Un'ipotesi che presenta delle difficoltà tecniche da non sottovalutare. La seconda ipotesi è quella di un teatro nuovo da oltre 730 poltrone e una torre scenica da 20 metri nell'area del parcheggio Le Piazze. La terza
prevede invece la realizzazione di un nuovo teatro all'interno dell'area ex Polo Museale Santa Chiara, stessi posti a sedere dell'ipotesi 2 per una spesa di 18 milioni. C'è uno studio di partenza che identifica le 3 aree, l'immobile esistente ovviamente del Teatro Astra, l'ex Polo Museale e ovviamente l'area dell'ex ospedale, e da lì insomma dovremo partire da questo studio. Non è da escludere insomma che ci siano anche delle ipotesi alternative. È chiaro che quella è una base di partenza da cui la maggioranza dovrà partire. E visto che parliamo di teatro e di spettacoli, ecco lo spoiler che potrebbe cambiare le carte in tavola e, come detto, trasformare in tempi rapidi la quarta ipotesi, su cui c'è ancora massimo riservo, nella vera location del nuovo teatro. Si stanno valutando diverse ipotesi, non solamente le 3 famose, ma si stanno valutando anche altre ipotesi sempre all'interno del contesto cittadino. E poi insomma decideremo, se non altro individueremo quanto prima il sito idoneo dove realizzare questa importante infrastruttura, perché la possiamo considerare un'infrastruttura per la cultura bassanese. Ovviamente un'opera del genere va realizzata nelle vicinanze del centro e quindi oggi stiamo valutando le diverse ipotesi, insomma, e ovviamente stiamo facendo anche dei ragionamenti sulla base della sostenibilità dell'opera, perché di questi tempi sinceramente io non me la sento di indebitare il comune per 20 milioni di euro. Dunque, in mancanza di un palco vero e proprio, questo coup de théâtre verrà presto messo in scena in consiglio comunale, dove potrebbe arrivare a sorpresa una standing ovation del pubblico presente. Standing ovation del pubblico pagante, come diceva De Gregori. Allora, trasferire il Vittorelli alla Mazzini, e siamo ancora a Bassano del Grappa, c'è una proposta di Gianni Zen, sentiamo. La risposta alla domanda sul futuro della scuola Mazzini potrebbe essere proprio lì, al di là di via Remondini, a pochi passi di distanza da quella che è ancora una delle strutture simbolo di Bassano, da troppo tempo abbandonata. Dal Ministero arrivano parametri rigidi sul numero minimo di iscritti al fine di garantire la sopravvivenza di una scuola, e considerato anche il calo demografico, l'Istituto Vittorelli potrebbe diventare problema e soluzione al tempo stesso. Gianni Zen infatti propone di trasferire le classi della scuola media proprio alla Mazzini, riqualificandola, andando poi a intervenire sul Vittorelli in connessione con i giardini Parolini. Il Vittorelli, trovandosi un punto molto delicato con la discesa Brocchi a Bassano, è chiaro che è un tema aperto, in quanto se non ci sono iscrizioni che nei prossimi anni potranno comunque garantire l'apertura, si tratterà di discutere, perché è una forma, diciamola, di architettura brutta, è un'estetica brutta che colpisce la città. Magari non sarebbe pensabile un recupero degli spazi dei giardini Parolini per ridare ulteriore vitalità al polmone verde della città? Io credo che potrebbe essere, mettendo in sinergia il Vittorelli con il Mazzini, quella che potrebbe essere il ridisegno del centro storico di Bassano. Ma non è tutto, perché a Bassano il rischio concreto è quello di perdere altre scuole e soprattutto un istituto comprensivo, anche in questo caso per direttiva ministeriale. Gli istituti superiori, parlo dei superiori a rischio, e il Parolini e l'Istituto d'Arte di Nove. Per quanto riguarda i comprensivi, dicevo appunto, il ridisegno da 3 a 2 nel caso il calo demografico continuasse. Si tratterà di capire quali sopravviveranno e quali no, ma credo che Bassano la via sarà della riduzione di un istituto comprensivo a medio termine. Sempre dibattito a Bassano del Grappa, c'è discussione anche sulle strisce pedonali. Segnaletica orizzontale al Ponte Nuovo. In molti ci hanno segnalato che tra vernice sbiadita e mancanza di nuova segnaletica serve intervenire in tempi rapidi. Una segnalazione che noi abbiamo prontamente portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Verrà completata probabilmente verso fine mese, perché c'è una piccola variante sul progetto presentato e fatto originariamente, perché abbiamo sistemato sia la segnaletica che anche l'illuminazione pubblica per rendere più visibili e accessibili sia gli accessi che i passaggi pedonali.
per cui si è un po' rallentata l'andamento dei lavori, ma comunque è transitabile e noi riteniamo che entro la metà di settembre possa essere tutto chiuso. I mesi di agosto e settembre vedranno partire anche altri 2 lavori legati alla viabilità cittadina. Partiranno sicuramente la posa delle barriere fonoassorbenti via Viale De Gasperi, barriere volute fortemente dal quartiere, da chi ci abita, e queste dovrebbero partire verso fine mese, mentre partiranno dal 19-20 in poi i lavori a Campese, quelli relativi alla strada di via Contraffietto, anche questa voluta dal quartiere da qualche anno. Le ditte avevano avuto lì qualche problema con reperimento materiali, ma adesso partiranno e eseguiranno tutta l'asta di via Fietto per fare il doppio senso a nord e il senso unico con pista ciclabile nella parte sud. Vediamo cosa è accaduto a Verona e nel veronese attraverso i titoli dell'Arena di Verona. Grande raduno scout, al via i lavori, residenti preoccupati, la replica tornerà tutto meglio di prima, avviene fra Palazzina e Pestrino. Covoni in mezzo alla strada, traffico in tilt in corso Milano, i cooperanti veronesi a Beirut aspettano le bombe e temono la distruzione totale, purtroppo una situazione drammatica in Medio Oriente. Urla e lancia sedie in ospedale alla Magalin di Villafranca, arrivano i carabinieri, una sosta da incubo al Catullo, 3 ore in aereo senza aria condizionata. E poi un'altra storia, Riccardo il falegname che plasma nidi artificiali per aiutare gli uccelli. Andiamo in pubblicità 2 minuti, ma torniamo subito con Italo Morao e Mattia Pizzaia in regia, tra poco. Un'altra tragedia in montagna e ricorda quella della Marmolada. Qui siamo sul versante francese, crollato il Seracco sul Monte Bianco, ci sono un morto, 2 dispersi e 4 feriti. La prefettura dell'Alta Savoia fa sapere che sono stati complessivamente 15 gli alpinisti coinvolti. Andiamo a Vicenza, i cantieri della TAV, uno dei punti critici è lo smantellamento e la ricostruzione del cavalcavia di Ponte Alto, un intervento lungo e complesso che impatta pesantemente sulla viabilità cittadina. Ci sono però novità positive ad annunciarle il presidente della provincia, Andrea Nardin. Sembra che la vicenda Ponte Alto si stia avviando verso un miglioramento di quella che è la proposta iniziale, quindi siamo particolarmente felici che i problemi sollevati dalla provincia di Vicenza assieme alla Camera di Commercio di Vicenza e al Comune con quella che era la proposta alternativa sulla quale molto avevamo lavorato con viabilità abbiano portato comunque a un miglioramento significativo in termini di tempo, quindi 6 mesi in meno per un'apertura parziale, ma soprattutto in termini di presupposti, quindi 3 varchi aperti prima di riuscire a demolire Ponte Alto. Questa proposta è frutto di un grande lavoro che è stato fatto e del lavoro che ha fatto la provincia di Vicenza con viabilità. Ribadiamo comunque, come già detto nei scorsi giorni, che è nostra intenzione, al fine di non riprendere continuamente il dialogo con RFI e Irica, firmare quello che è un accordo complessivo su tutti quelli che sono i temi in questo momento sul tavolo, quindi sicuramente Ponte Alto, ma anche la stazione delle Corriere e poi quello che è la situazione del termine dei bus sul foro Boario. Saliamo sull'altopiano a Lusiana dove c'è in diretta per noi Vanessa Banzato. A te Vanessa. Adesso non sento più niente. Sì, buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Lusiana Conco si è aggiudicata un bando da 2.400.000 euro di PNRR che arriva appunto per il bando Piccoli Borghi, un risultato importantissimo. Mi trovo con la sindaca di Lusiana Antonella Corradin, perché tra l'altro Lusiana Conco è l'unico comune d'Italia ad essersi aggiudicato questo importante bando, tra l'altro per 34 realtà, 34 progetti sono stati presentati, 34 progetti sono stati passati.
Sì, effettivamente è stato un risultato eccezionale, frutto di un lavoro di gruppo molto importante fatto da amministrazione comunale, ma operatori e associazioni di categoria, che ha dato questo splendido risultato. Il comune di Lusiana Conco è stato aggiudicatario del bando Piccoli Borghi e quindi a seguire dovevano arrivare sul territorio 800.000 euro per le domande che fossero state presentate dalle aziende private proprio per la rigenerazione, lo sviluppo di altre attività proprio nel territorio. Sono state presentate 34 domande e 34 domande sono state accolte. Questo significa che arriveranno nel territorio non 800.000 euro ma 2.400.000 euro. Evidentemente un risultato molto molto importante, tra l'altro sulle 258 domande accolte in Veneto, 34 solo di questo comune sono importantissime, ma guardando tutta la graduatoria nazionale effettivamente siamo l'unico comune nel quale tutte le domande dei privati sono state accolte, segno che i progetti sono di qualità, sono validi e vanno proprio nel senso del bando Piccoli Borghi, cioè quello della rigenerazione di queste realtà. Ecco, si tratta di realtà completamente diverse anche tra di loro, perché c'è l'albergo diffuso, c'è il negozio, davvero sono realtà completamente diverse, eppure tutte mirate al rilancio del paese, della comunità. Certamente, di tipo attività di tipo appunto turistico, commerciale, ma anche in agricoltura, ma anche in artigianato, tutte tese però proprio a questa finalità, la rigenerazione, il rilancio dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche sociale, quindi anche dal punto di vista sociale è un risultato importante perché diventerà un volano, ma già ha tra gli operatori fatto nascere la voglia di lavorare insieme e di mettersi in gioco. E infatti questo è un po' il leitmotiv anche della conferenza stampa che si è svolta oggi, ovvero il lavorare compatti, lavorare in rete e tra l'altro proprio anche collaborare per portare avanti queste varie attività. Certamente, perché sono anche molto diversificate, quindi adesso lasceremo passare agosto perché qui c'è molto da lavorare in agosto, ma subito dopo bisognerà ritrovarsi proprio per fare in modo che si riesca a metterle in rete ancora di più di quello che già sono, proprio per riuscire a sviluppare al meglio. Ecco, una cosa che è emersa anche è siamo sull'altopiano di Asiago, si è detto Asiago proprio, l'altopiano dei 7 comuni, Asiago la fa da re in tutto quello che è la compagine anche economica, turistica dell'altopiano. Anche Lusiana Conco vuole rivendicare, mi passi il termine, la sua identità. Beh, certamente Lusiana Conco è il secondo comune dell'altopiano dopo la fusione come numero di popolazione. Abbiamo un territorio molto esteso e molto diversificato e molto diverso rispetto al centro dell'altopiano, perché noi siamo rivolti, siamo il balcone dell'altopiano, infatti questo è il nome del nostro progetto Bando Borghi, perché siamo rivolti verso la pianura, per cui partiamo da 200 metri, 300 metri e arriviamo a 1000-1200 metri, quindi evidentemente una realtà molto diversa, nella quale si sta sviluppando proprio una forma di accoglienza anche dal punto di vista turistico molto diffusa e che diciamo sfugge un po' le logiche del turismo di massa, ma diventa quel turismo un po' più sofisticato, un po' più d'élite, proprio alla ricerca anche di esperienze e di una realtà diversa. Ultima battuta, quando si partirà con i lavori veri e propri? Tutto dovrà essere concluso entro giugno 2026, per cui la parte che riguarda il comune è già in corso e sono già stati avviati. Per quanto riguarda i privati, le PEC di comunicazione sono di 2 settimane fa, per cui insomma stanno organizzandosi con la documentazione e poi partiranno anche loro.
Ecco direttore, la sindaca Corradin parlava del balcone dell'altopiano, io ti saluterei chiedendo anche a Federico Cibotto di riprendere la bellezza di quello che si vede da questo balcone, quindi queste montagne davvero uniche dell'altopiano di Asiago qui nel comune di Lusiana Conco. Per me è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzatto, grazie a Federico Cibotto, alla sindaca. Passiamo ad un altro comune, quello di Venezia, dove c'è ben altra atmosfera. Il sindaco Brugnaro si era presentato venerdì per difendersi dalle accuse, per ribadire che con la sua giunta vuole continuare ad andare avanti. Molte le proteste di opposizione e comitati che si stanno organizzando per manifestare anche in una vetrina internazionale che è quella della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo l'affollata manifestazione di fronte al municipio di Mestre per chiedere le dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro, cittadini, associazioni e comitati hanno iniziato a coordinarsi per una mobilitazione al Lido di Venezia durante la prossima Mostra del Cinema. La vetrina del festival offrirebbe alla protesta una visibilità internazionale persino superiore a quella di cui gode qualsiasi cosa accada a Venezia e, secondo il consigliere comunale d'opposizione Giovanni Andrea Martini, ben si sposerebbe a mostrare in quale film spazzatura sia stata trascinata la città di Venezia. Martini definisce infatti l'ultimo consiglio comunale una farsa dal copione logoro, quello dell'accusato innocente, l'eterno perseguitato da una giustizia ingiusta, applaudito dalla clac di consiglieri e assessori. Di tutt'altro avviso il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il cui partito ha rinnovato la fiducia al sindaco nell'ultimo consiglio. Io credo che non abbiamo nessuna paura di assumersi la responsabilità di quello che è stato. Ripeto, la magistratura farà chiarezza, il sindaco è stato molto chiaro rispetto a ciò che crede, poi noi abbiamo lì una classe dirigente molto matura, il presidente della città, tra l'altro è il senatore Speranzon, che sta conducendo perfettamente tutte le operazioni, per cui io sono molto fiducioso che, a parte il fatto che Fratelli d'Italia risulterà estraneo a qualsiasi tipo, per noi la legalità è una cosa fondamentale ed importante. La Lega è andata oltre. Il capogruppo Alex Bazzaro ha annunciato la volontà di consegnare a Brugnaro la tessera onoraria del partito. Di diverso parere la capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione Erika Baldin, tra le prime a chiedere le dimissioni del sindaco, presente alla manifestazione in via Palazzo. Perché sono 9 anni in cui questa città è immobile, non ci sono i servizi pubblici per i cittadini vengono calpestati ogni giorno e questi conflitti di interessi continui, giornalieri, hanno devastato l'immagine di questa città. Quindi è arrivato il momento di dire a Brugnaro e alla sua giunta di dimettersi, di andare a casa. Questo al di là di quelle che sono le indagini della magistratura. Dal punto di vista politico non convince neanche la relazione chiesta da Brugnaro alla direzione del Comune di Venezia sulle società partecipate direttamente o indirettamente interessate dall'indagine. Mi sembra un po' tardi entrare nel merito delle partecipate dopo 9 anni in cui si discute di mancanza di personale, salari non adeguati e 1000 problematiche di organizzazione. Pensi che a CTV non ha neanche il direttore del personale e il problema è proprio il personale. E poi c'è stata la provocazione di un ufficio di missioni con moduli prestampati proprio davanti al municipio di Mestre. La mobilitazione di protesta, cominciata dopo l'inchiesta della Procura di Venezia, non si ferma. Di fronte al municipio di Mestre è apparso un ufficio mobile aperto al pubblico, pronto a raccogliere qualsiasi tipo di dimissioni. In cima alla lunga lista delle più svariate categorie che possono compilare la pratica in carta semplice o in bollo, ci sono la carica di sindaco, assessore e consigliere comunale. Ma soprattutto attraverso un modulo prestampato si possono dare le dimissioni da cittadino accondiscendente per annunciare il proprio passaggio da chi sta in silenzio a chi vuol far sentire la propria voce. Le lettere sono disponibili per chiunque lo desideri. Andando bene, ieri ne abbiamo raccolto una 50. Sono tutti cittadini dimessi, nel senso dell'aggettivo del termine, però combattivi, perché tutti mi dicono ma io veramente non sono mai stato zitto, sì, però adesso è il caso di alzare la voce sul serio. E quindi quando quest'urna sarà piena di dimissioni le consegneremo al nostro primo cittadino, sperando che l'esempio dei suoi cittadini lo porti a fare il passo.
2 settimane fa, di fronte a Ca' Farsetti, si è tenuta la prima protesta silenziosa di richiesta dimissioni del sindaco e della giunta. Accanto all'ufficio dimissioni mobile di Mestre si tiene un'iniziativa con la stessa richiesta, ma parlata, in via Palazzo. L'amministrazione deve capire che la gente non se ne va. E ce ne siamo andati a casa. Certo, ieri ci ha raccontato le favole, io sono innocente, sono bravo, ha fatto scrivere la sua relazione dai suoi avvocati perché erano tutte legali le cose, ma è un sistema che la magistratura ha detto il sistema Brugnaro, cioè senza la democrazia. La gente deve tornare a partecipare, a stare col fiato sul collo alle istituzioni. Lega e Fratelli d'Italia compatte nel chiedere che venga spiegato meglio tutti i meccanismi dell'autonomia differenziata, e ci sono varie iniziative di questi 2 partiti proprio per far capire ai cittadini di cosa si tratta. Gazebo da una parte con il colore verde del Carroccio, gazebo dall'altra sotto le insegne di Giorgia Meloni. Obiettivo: spiegare ai cittadini i benefici dell'autonomia. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, recita il vecchio adagio. E allora ai più maligni verrà un sospetto di fronte alla campagna estiva di Lega e Fratelli d'Italia, vista la concomitanza singolare. Nello stesso giorno in cui a Jesolo Alberto Stefani lancia l'operazione dei 200 gazebo, i primi nella località di Mare, poi a settembre in tutto il Veneto, Luca De Carlo fa lo stesso a Treviso, annunciando gli incontri con la cittadinanza intanto nella Marca e poi in tutta la regione. E se è vero che i meloniani puntano a spiegare anche le altre riforme del governo, premierato, fisco e giustizia, è altrettanto chiaro che quello con la Lega sembra l'ennesimo sgomitare per attribuirsi i meriti della legge Calderoli, magari pensando alle regionali 2025. De Carlo nicchia, ma non rinuncia alle precisazioni. Mi risulta che facciamo parte della stessa maggioranza, cioè quella maggioranza che ha approvato l'autonomia. Se poi io devo essere sincero del tutto, questa è la maggioranza governo Meloni che ha approvato l'autonomia, perché prima di maggioranze dove c'erano tutti le abbiamo già viste e nessuno ha portato a casa il provvedimento. Ma volete mettervi il cappello sopra dell'iniziativa? No, non abbiamo bisogno, lo dicono i fatti. E una stilettata la lancia anche all'alleato di centrodestra, che più è sembrato tirare il freno negli ultimi tempi. Oggi tutte le forze devono andare in piazza, anche Forza Italia deve scendere in piazza a spiegare la bontà di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto tutto con il governo di centrodestra, lo abbiamo fatto assieme, non l'abbiamo fatto l'uno contro l'altro. Semmai sono gli altri che devono andare in piazza a spiegare perché l'autonomia andava bene prima e non va bene adesso che l'abbiamo fatta noi. Intanto Stefani va avanti per la sua strada, rivendica la primogenitura del gazebo e dell'autonomia in generale e attacca da PD e 5 Stelle una campagna di disinformazione in piena regola. Ecco perché quelli della Lega non saranno semplici azioni di volantinaggio. Saranno dei punti di incontro con rappresentanti istituzionali, quindi all'interno di queste realtà troveremo anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, segretari, persone che comunque conoscono il tema dell'autonomia e sono anche a disposizione dei cittadini per informare il più possibile. A rincarare la dose il capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova. Il sostegno del PD Veneto e della CGIL al referendum per abrogare la riforma dell'autonomia è una pugnalata alle spalle dei veneti e rilancia: faccio un appello agli iscritti veneti di CGIL e Dem, restituite la vostra tessera, date un segnale alle lontane segreterie romane. Nel frattempo, alla lunga distanza, l'obiettivo del centrodestra pare quello di dare il via a una campagna di non voto nel caso il referendum abrogativo passasse tutte le vidimazioni del caso. Se non si raggiunge il quorum del 50% degli elettori, quindi se chi è contrario al referendum e quindi è a favore dell'autonomia non va a votare, per dirla in maniera molto semplice, il referendum non passa e quindi la legge sull'autonomia resta in vigore. È ovvio che anche da parte nostra serve una mobilitazione importante per spiegare l'utilità dell'autonomia e quindi in questo caso l'ipotesi di non andare a votare. E in un referendum abrogativo non andare a votare equivale a votare no, ma questa è tattica. A me interessa la strategia con la quale noi dobbiamo spiegare ai nostri cittadini la bontà di questa riforma e come pensiamo poi di declinarla sui territori. Servizio del caporedattore centrale di Media Nord-Est Nicola Zanetti. Andiamo avanti con la politica. Oltretutto bisognerebbe fare questa incommiabile mobilitazione spiegando i vantaggi dell'autonomia soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Questa sarebbe un'operazione veramente significativa e molto utile per chi vuole l'autonomia.
C'è stata una dura nota dei consiglieri di opposizione a Mogliano, l'attacco al sindaco Bortolato per avere ricevuto dei reperti militari della Prima Guerra Mondiale da esponenti di una associazione culturale che farebbe capo al movimento di estrema destra Casa Pound. L'attacco al sindaco Bortolato da parte di tutti i consiglieri di minoranza di Mogliano Veneto per la foto che lo ritrae con un esponente di un gruppo legato a Casa Pound. Riteniamo che questa foto fatta dal sindaco sia una foto vergognosa, inappropriata e inopportuna, che testimonia ancora una volta come purtroppo l'ingresso in giunta di Fratelli d'Italia stia determinando uno spostamento a destra da parte dell'azione amministrativa della giunta Bortolato. Foto pubblicata nel gruppo Noi di Destra, sempre duramente condannato dalle opposizioni. Non si può accettare il fatto che un sindaco con la fascia tricolore al collo all'interno del proprio ufficio e con un proprio assessore di fianco, anche se di Fratelli d'Italia, posi con un esponente arcinoto Casa Pound. Non una prima volta per Bortolato, si legge nella nota, visto che già nella scorsa giunta aveva mandato l'assessora Tocchet a presenziare ad un'inaugurazione di un'associazione sempre facente parte dell'orbita di Casa Pound. Abbiamo scritto e depositeremo nei prossimi giorni una mozione per portare il sindaco a riferire in consiglio comunale, a chiedere scusa alla cittadinanza per questa bruttissima pagina che gli sta facendo vivere e soprattutto per prendere degli impegni fattivi su come portare avanti da qui in avanti la memoria e per costruire quello che sarà l'impegno delle prossime generazioni nei confronti di quelli che sono i valori democratici, repubblicani e anche antifascisti. Andiamo in pubblicità e state con noi perché poi vedremo una sintesi della lunga intervista di Lucio Zanato a Giancarlo Gentilini per il suo 95esimo compleanno. Record di ascolti per i primi 95 anni del celebre sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini, che si è raccontato in casa sua al nostro Lucio Zanato. Sentiamo. E siccome tutti noi siamo di passaggio, come se lo immagina quel giorno lì? Un salto nel buio. Però con la stessa incoscienza di quando sei diventato... Sì. Come sono diventato sindaco. Schietto come sempre, Giancarlo Gentilini ha immaginato così ieri sera alla fine della sua storia terrena. La confidenza il giorno del suo 95esimo compleanno con una puntata speciale della nostra storia in diretta da casa sua con gli auguri della moglie Maria, oltre che delle migliaia tra telefonate, messaggi e mail, segno del grande affetto della gente per un uomo che ha scritto una pagina di storia di Treviso. 95 anni dei quali 20 come sindaco di nome e di fatto per la città che l'ha accolto in tenera età quando la famiglia ha lasciato Vittorio Veneto. Un ventennio di fuoco iniziato con l'eliminazione delle panchine davanti alla stazione per evitare il bivacco dei primi extracomunitari. Dal momento che ho abolito le panchine non ho avuto altro che encomi e soddisfazione da parte dei cittadini. Uno che aveva in sé il potere di decidere. Decisioni semplici, decisioni epocali, come la scelta di cambiare la viabilità cittadina. Era il 9 luglio di 24 anni fa. Pensa che il PUT avevamo fatto una via di percorrenza e il resto tutti i parcheggi. Maria Dio, un disastro. È cambiato in 12 ore, cambiato tutto. Però, è stata una scelta vincente che passerà alla storia. Scelte vincenti ma anche decisioni che tornando indietro Gentilini prenderebbe in maniera diversa, come per la Piani e l'appoggio alla volontà di Dino De Poli. Giancarlo te vedrà che dopo tutti quanti vai vieni a abitare, eccetera. Sì, è stato forse un sogno di gloria che a lungo termine vedi come... Ma tornando indietro, io credo che non l'appoggerei più. Un rapporto con il presidente di Fondazione Cassamarca che Gentilini ha ricordato così. Non tirava la parola proprio, aveva sempre la mia dritta dappertutto, il sindaco dei Tombini, delle Fogne, non l'abbiamo visto, che se fosse stato per lui
Treviso non avrebbe avuto l'aeroporto di Treviso, per esempio. Come mai non mi hai appoggiato per l'aeroporto di Treviso? Un impegno, quello da sindaco, che continua nonostante la sconfitta alle elezioni del 2013, con i consigli che quasi ogni giorno consegna agli uscieri perché arrivino all'attuale primo cittadino Mario Conte, che ieri sera non è mancato per gli auguri. Ne approfitto proprio per ringraziarti per l'uomo che sei, il sindaco che sei stato. Ricordati che tu sei un mio erede, applica sempre tutti i principi che io ho applicato in tutti i miei anni e vedrai che sarai sempre un vincente e un vincitore. Ma forse gli auguri più emozionanti Gentilini alla fine li ha ricevuti dalla moglie Maria. Devi essere orgoglioso per il percorso che hai fatto, devi essere felice anche per il percorso che abbiamo fatto io e te, che ci vogliamo bene e che stiamo bene ancora insieme, ok? Grazie mille. Tanti auguri. Grande sindaco, grandissimo, è una splendida intervista di Lucio Zanato. Vediamo l'81esima mostra del cinema di Venezia, mostra cinematografica, si stanno già scaldando i motori, sarà un'edizione ricca di star internazionali, arriveranno tutti i big e inizierà con un film a sorpresa che non era stato annunciato nel programma del festival, ci dice tutto Lorenzo Maier. Horizon American Saga capitolo 2 di e con Kevin Costner è l'ultima gemma in ordine di tempo portata a casa dal direttore della mostra del cinema Roberto Barbera, che sarà presentata alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Verrà proiettato il film in anteprima mondiale al Lido sabato 7 settembre, ultimo giorno del festival, come evento fuori concorso, unitamente al capitolo 1 della saga. Capitolo 1 che è stato già presentato a Cannes, mentre il secondo è un'anteprima tutta veneziana. Un programma, quello del festival, che si preannuncia davvero scoppiettante. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario delle proiezioni e quindi partirà la grande caccia al biglietto. I temi sono tanti, i temi ricorrenti sono per esempio la capacità di ragionare sulla sessualità nelle sue varie forme, anche quelle erotiche, anche quelle pornografiche, sui rapporti affettivi fra uomo e donna che cambiano continuamente e sono soggetti a una precarietà assoluta. Il tema dei giovani, degli adolescenti, della generazione perduta della crisi pandemica e post-pandemica, che stentano a trovare un posto nella società, a cui mancano i punti di riferimento. Un colpo da maestro quello del direttore Barbera e di tutta la Biennale, il plauso della delegata al cinema del Comune di Venezia, Giorgia Pea. Venezia risponderà sempre con grande accoglienza, grande entusiasmo per una manifestazione dell'arte cinematografica così iconica, che si ripete negli anni e che quest'anno promette di essere molto appetibile, in quanto oltre al cinema d'autore con i corto e lungometraggi si affiancano anche molti documentari, molte serie, quindi anche tutta la programmazione di Biennale College dimostra che il palinsesto non è rivolto solamente agli attori, ai registi, alle produzioni affermate, ma ha sempre un occhio di riguardo anche per gli emergenti. E intanto fervono i preparativi anche per la partita a scacchi di Marostica. Manca un mese alla partita a scacchi a personaggi viventi di Marostica, in programma i prossimi 6, 7 e 8 settembre nella suggestiva cornice della storica piazza. Fervono i preparativi. Cosa c'è da aspettarsi per questa 101esima edizione? Ma un'edizione che sarà più frizzante, con delle innovazioni nel nostro spettacolo, con l'inserimento di una collaborazione con l'Accademia del Teatro La Scala di Milano e con il nuovo coreografo Massimiliano Volpini, conosciuto da tutti come coreografo di Roberto Bolle, che ha il compito un po' di movimentare le masse nello spettacolo. Ma non solo, tanti costumi come quelli che vedete qui al nostro fianco, tessuti impreziositi da tessuti fatti a mano dalla manifattura Bevilacqua di Venezia, cristalli e perle Swarovski e tanta maestria delle nostre sarte. Tra l'altro questa è anche la 70esima edizione che porta la firma del grande regista Vucetich, e proprio a lui volete dedicare una mostra.
Sì, abbiamo in collaborazione con i Musei Civici di Vicenza, apriamo una mostra nel segno di Vucetic, si chiamerà dal 23 agosto e rimarrà aperta per 4 mesi, una mostra che va a spiegare appunto l'eclettismo con il segno di questo meraviglioso artista che ha generato questa meraviglia che è la partita a scacchi di Marostica. Uno spettacolo teatrale unico nel suo genere, famoso e apprezzato in tutto il mondo, grazie anche all'attenzione posta a ogni minimo particolare, a cominciare dai costumi. Per aumentare quello che è il livello qualitativo dello spettacolo non possiamo che continuare con il filone storico della costruzione e della realizzazione dei costumi. Quindi ogni dettaglio è stato seguito centimetro per centimetro. E allora che la bellezza vada in scena. Ed è subito leggenda. E invece la bruttezza, potremmo dire, è andata in scena a Cesena, prima della partita tra Cesena e Padova, perché ci sono stati i soliti tafferugli tra ultra del Cesena e del Padova, che ha perso per 3-1, sono state utilizzate mazze, bastoni, insomma scontri con la polizia che ha cercato di portare i tifosi ad interrompere la violenza, ma non c'è stato nulla da fare, non è la prima volta che avviene, ci saranno ovviamente in seguito anche ai video della polizia le relative denunce. Lo scrittore trevigiano Tony Venturato ha raggiunto il suo obiettivo, era qui pochi giorni fa, riuscire a portare alla maratona di New York atleti disabili. E siete stati bravi, la cassa di risonanza di Antenna 3 è servita e abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi l'abbiamo raggiunto assieme. Dalle nostre telecamere Tony Venturato aveva lanciato un appello per raccogliere fondi che potessero permettere ad alcuni atleti diversamente abili di partecipare alla maratona di New York, un sogno che è diventato realtà. 4.200 euro raccolti per sostenere le spese necessarie per il viaggio e per l'iscrizione alla manifestazione. L'obiettivo era di 4.000 euro, ne abbiamo raggiunti 200 euro in più, ma il bello è che stanno continuando ad arrivare delle donazioni. Piccole donazioni soprattutto, arrivate principalmente dai giovani. Sono molto probabilmente relative agli studenti che ho incontrato in questa fase di promozione dell'evento e che stanno donando veramente pochi euro. C'è da dire che un liceo nel quale ho trovato gli studenti, questi ragazzi mi hanno dedicato una canzone, l'hanno messa su Spotify e il ricavato dell'ascolto della canzone serve per la maratona inclusiva. 4 gli atleti affetti da sindrome di Down che il 3 novembre insieme a Tony Venturato saranno a New York. Anna e Giulia arriveranno dall'Italia, insieme a loro 2 atleti statunitensi, una scelta questa legata anche a questioni logistiche. Abbiamo visto che sono aumentati tantissimo le quote per quanto riguarda l'assicurazione medica, sono aumentate tantissimo le quote per il trasferimento aereo. New York è diventata la città più cara al mondo in questi mesi, soggiornare a New York costa tantissimo e quindi abbiamo fatto questa scelta. Tony Venturato anni fa rimase vittima di un grave incidente stradale, il ricovero, poi la diagnosi di paralisi, ma lui non si è mai arreso, riuscendo a tornare a camminare e addirittura a correre la sua 5ª maratona di New York. Dalla sua esperienza la voglia di far vivere ad altri atleti disabili le emozioni della manifestazione che per questi ragazzi racchiude un significato profondo. Significa avere un cambio netto nello stile di vita, diventano, come dico spesso, attori positivi del cambiamento e a loro volta diventano degli eroi nei confronti dei loro pari. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, grazie a Italo Morao e Mattia Pizzaia, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.